Una serata emozionale per mettere al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, ma soprattutto le conseguenze umane e sociali degli incidenti. È quanto il comune di Jesolo, l'associazione Alba e l'ULS 4 hanno voluto proporre martedì sera alla cittadinanza interessata, con l'obiettivo di offrire un momento di confronto aperto su un fenomeno che coinvolge non solo le vittime, ma anche gli operatori e i familiari. Stiamo cercando di far capire che la sicurezza stradale non è uno scherzo. Questo è, chiamiamolo un progetto beta, ovvero vorremmo portare in tutto il territorio o dove ci chiameranno, speriamo, questo progetto per raccontare tutte le fasi di una situazione negativa. In questo caso specifico abbiamo parlato di quello che è il poi, di chi rimane, del trauma di un incidente stradale, perché poi chi rimane, i familiari, hanno bisogno di supporto. Un lutto è un percorso che va elaborato in tutte le sue fasi. Ci sono più fasi che vanno attraversate, che passano dalla rabbia per la negazione, la depressione, la contrattazione, fino a che si cerca proprio di trovare un senso, un'alternativa a quello che è successo, per approdare poi all'accettazione. È un percorso molto complesso, un percorso del tutto soggettivo, e se c'è necessità c'è il supporto psicologico adeguato per poterlo affrontare, come è giusto che sia. L'incontro ha voluto proporre uno sguardo ampio sul tema dell'incidentalità stradale, approfondendo non soltanto le dinamiche degli eventi, ma anche le ripercussioni psicologiche e professionali che interessano chi interviene nei momenti più drammatici. Tra gli aspetti affrontati anche lo stress a lavoro correlato degli operatori impegnati nella gestione degli eventi traumatici e il difficile compito di comunicare ai familiari la perdita di una persona cara, una delle esperienze più delicate per le forze dell'ordine e il personale sanitario. È fondamentale e necessario che il tema della sicurezza stradale sia un tema che appartiene a ciascuno di noi. Spesso commettiamo l'errore di pensare che questo tema non ci riguarda sempre qualcun altro che corre, qualcun altro che è distratto. Dobbiamo tutti fare un bagno di umiltà e cercare di capire come migliorare la nostra presenza sulle strade e cercare di tutti insieme arrivare veramente ad un rischio zero attraverso una consapevolezza maggiore che riguarda ciascuno di noi. Spero che le amministrazioni continuino a sostenere le associazioni che fanno volontariato, perché pretendiamo che anche chi rimane abbia un supporto psicologico, ma specialmente chiediamo noi associazioni che anche le nostre vittime abbiano un rispetto. Dal governo c'è un grande passo, ne sono felice, perché noi abbiamo già un piccolo incontro a maggio, Presidente della Camera Fontana, il 18 novembre, vittime sulla strada, saremo tutti lì a ricordare finalmente le nostre vittime.